Gentili amiche e gentili amici, buongiorno, ben ritrovati con ore 13, appuntamento in diretta, questo dell'ora di pranzo. Purtroppo spesso accade che quando si organizzano trasmissioni come queste, nel quale ovviamente voi sapete che noi facciamo approfondimento, lo si decide ovviamente insomma qualche settimana prima, qualche giorno prima. Però purtroppo, accennavo, accade poi che spesso quando insomma siamo in diretta, come in questo momento, siamo estremamente attuali perché oggi parliamo di incidenti sul lavoro e morti bianche e insomma, notizia freschissima di questa mattina, proprio in provincia di Treviso c'è stato un decesso in un'azienda. Veramente viene ancora più difficile affrontare questi temi, però allo stesso tempo direi che sono ancora più funzionali. Approfitterei del lavoro fatto dalla redazione, che ovviamente ringrazio, e così introduciamo la puntata di oggi con il servizio che il TG ha mandato in onda qualche minuto fa. Un operaio di 54 anni ha perso la vita questa mattina poco dopo le 8 mentre lavorava in un'azienda della zona industriale di Dosson di Casier. La tragedia in via Albigonzo alla ditta Zanutta. Il dipendente, un italiano residente nel Veneziano, stava lavorando a una macchina trafilatrice del legno. Improvvisamente è rimasto incastrato nel macchinario morendo sul colpo. Al momento dell'incidente erano presenti altri 4 operai, anche loro al lavoro. Immediata la richiesta di soccorso. I paramedici del SUEM 118 però non hanno potuto fare nulla per il 54enne ormai senza vita. Sul posto per i rilievi di legge e carabinieri della stazione di Dosson e ispettori dello Spisal. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. Dall'inizio dell'anno si tratta del primo infortunio mortale, ma della seconda tragedia sul lavoro. Il 10 gennaio alla BFR di Cessalto aveva perso la vita un 40enne di San Stino di Livenza, padre di 2 bambine, Simone Nicolini, stroncato da un malore, probabilmente un infarto, mentre lavorava a una pressa. Purtroppo insomma è così che iniziamo questa trasmissione. Vediamo subito chi sono i miei ospiti, con i quali cercheremo di capire nel nostro territorio qual è la situazione sulla sicurezza nel mondo del lavoro, la sensibilità da parte ovviamente sia dei lavoratori che degli imprenditori e come si può cercare di limitare al massimo queste tragedie. Allora abbiamo Ivan Palasgo, che è presidente Confappi Veneto, buongiorno. Buongiorno. Giovanni Simioni, che è responsabile della sicurezza del CGIL del Veneto. Buongiorno a tutti. E Paolo Veclani, che è presidente dell'Associazione Invalidi del Lavoro di Venezia. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno a tutti voi, vi ringrazio per essere qui con me oggi e per affrontare questo tema nel quale voi potrete partecipare da casa chiamando allo 0422 162 6798. Allora, andiamo sull'attualità. Per esperienza vostra, tragedie come quella, insomma, a prescindere che ovviamente non abbiamo i dettagli, ma come quella che è accaduta questa mattina, sono così frequenti o speriamo che siano sempre più in diminuzione? Ma diciamo che i dati che ci indica l'INAI, quindi l'istituzione più rappresentativa e più credibile, ci dice che c'è più un 8% a livello nazionale, da 1018 morti passiamo a 1029, con un aumento dell'1,8% a livello nazionale. Sicuramente i luoghi confinati, chiusi e confinati, conicoli, cisterne e quant'altro, sono molto pericolosi. Perché? Perché l'accadimento trascina e obbliga moralmente d'impeto a prestare soccorso all'infortunato che è andato magari così sprovvisto di DPI, dei dispositivi di sicurezza personali e quant'altro, insomma. Diciamo che la media nazionale è aumentata, il Veneto viceversa ha una diminuzione, da 119 di quest'anno passa a 91 con meno 23%, questo è un dato positivo che dovrebbe gratificarci, insomma, anche se non è esaustivo. Ecco. Ovviamente insomma, la tendenza allo zero sarebbe l'ottimale, però esatto. C'è da capire il perché, ovviamente c'è anche questo calo o la crescita, perché ovviamente i fenomeni vanno studiati. Secondo voi
quindi un calo del genere, perché uno potrebbe anche dire c'è stato un periodo di crisi, magari si lavora di meno, oppure sono tipologie di professioni che vanno in via di estinzione. Che idea? La riflessione che il collega faceva partire riguardo ai dati, secondo me può essere integrata, dopo magari ci torneremo, ma c'è un aspetto nell'aumento, soprattutto su base nazionale, che mi fa riflettere e purtroppo coincide anche con questo evento. Ci sono delle classi di età in cui, benché ci siano dei miglioramenti... Qual è la classe di età più pericolosa? La classe di età più pericolosa risulta essere proprio questa, o con meglio con un aumento di sinistri più rilevante, questa classe fra i 55 e i 64 anni. Ora, l'episodio drammatico di Dosson vedeva un lavoratore comunque maturo, 54 anni. C'è un problema che può essere ascrivibile a una componente sia psicologica del lavoratore, nel senso di una eccessiva familiarità con le attività che fa, e c'è un problema che, sebbene in maniera diciamo indiretta, influenza molto, che è diciamo l'innalzamento dell'attività lavorativa. Quindi dal suo punto di vista insomma, il fatto che si deve andare in pensione sempre più tardi può anche comportare che il livello di attenzione o anche di prontezza dei riflessi, ovviamente a causa dell'età, possa diminuire e quindi diventare più rischioso. In un contesto in cui effettivamente è necessario un certo tipo di produttività, un certo tipo di attenzione, e anche al cospetto di determinate attrezzature che possono essere anche moderne, non c'è questa confidenza magari con il mezzo, non è casuale che questa classe di età venga colpita, sono vari fattori che la fanno essere al centro di questo problema, e probabilmente un trascorso diverso da un punto di vista di contegno lavorativo. Alcune classi più giovani hanno iniziato secondo un certo tipo di, come lo possiamo chiamare, inquadramento, di modalità, altri hanno iniziato e magari fanno più fatica di altri a inserirsi all'interno di certe procedure, di determinati standard, quindi quando si parla tante volte di pensioni, anche questo aspetto della sicurezza va considerato, sì, secondo me sì. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, chi parla? Sono Tamara da Spresiano. Buongiorno Tamara, prego. Io volevo chiedere un'informazione. 30 anni fa è morto mio... Scusi. È emozionata. Pronto? È emozionata, sì. 30 anni fa è morto mio padre. E stiamo ancora aspettando la pensione dei maledizioni della morte di mio padre. Dopo 30 anni? Chiedere, dopo 30 anni, vorrei che... Cioè, c'è stata data, poi è stata sospesa. Nel 2016 è stata sospesa. Vorrei chiedere come devo fare per ricevere mia mamma di avere questa pensione. Allora guardi, io non so se i miei ospiti le possono dare dei consigli, però le suggerirei una cosa di questo tipo: lasci il suo recapito telefonico al centralino con cui ha parlato prima, e poi sicuramente verrà richiamata. Sicuramente, La ringrazio per averci chiamato. Dell'AMNI sicuramente la contatterò. Ok. O passando. Purtroppo sì, ovviamente sono casi specifici che vanno spiegati con molti dettagli, e poi voi sarete in grado eventualmente di aiutare questa signora. Grazie Tamara. Palasgo, allora, secondo lei conta di più questa tipologia di infortuni, l'aspetto anche dell'età o l'introduzione di nuovi macchinari per cui potenzialmente qualcuno non potrebbe essere abituato? Intanto i nuovi macchinari che vengono introdotti hanno uno standard di sicurezza ampiamente maggiore di quelli vecchi, perché questo non me ne voglia il collega, ma questo è un parametro secondo me assolutamente insignificante, e se significa qualcosa significa in senso positivo. Faccio un esempio. Io mi ricordo quando io ero ragazzino, mio papà usava la troncatrice, per i non addetti ai lavori la troncatrice è un disco che gira, si abbassa, si taglia il profilato di ferro, non si chiama troncatrice, la troncatrice a disco, il disco girava e niente, c'era
un interruttore on-off, acceso, spento, il disco girava, tu calavi, il disco girava sempre, sempre, purché tu non andavi a spegnerlo. Adesso le nuove troncatrici hanno lo schermo, hanno il pulsante sull'impugnatura, perché tu molli l'impugnatura, si ferma il disco, non ha inerzia, eccetera, eccetera. Quindi oggi il fattore macchinari anzi è positivo nel diminuire gli incidenti. Il problema secondo me è un altro. Non si può, allora, poiché a mio giudizio chi si occupa del normare la problematica della sicurezza sul lavoro oggi in Italia sono prevalentemente persone, funzionari, burocrati di Stato, perché non sono i politici che scrivono le leggi gliele scrivono i burocrati di Stato, la struttura amministrativa che da sotto i ministeri, poi gliela dà il politico la porta in aula e la fa votare, no? Questi che scrivono le leggi e le norme mediamente sono in gran parte persone che non hanno mai messo un piede in cantiere e che non sanno come si lavora, perché ne esce fuori che la normativa generale è primo straordinariamente in modo abnormemente volevo dire, ma stavo coniando forse una vessatoria con le imprese, perché considera il lavoratore dipendente alla stregua di uno incapace di intendere e di volere. Questa è la norma italiana oggi. Il lavoratore viene assimilato a un povero ebete che è incapace di intendere e di volere, perché qualsiasi cosa accada comunque la responsabilità, e questo lo dice il codice penale, indipendentemente dai fatti, comunque il datore di lavoro ha la responsabilità penale, anche se si dimostra in sede di dibattimento che non ha nessuna responsabilità. Allora, la fermo un attimo, perché secondo me sta dicendo anche cose molto importanti e quindi rispetto alla sua risposta, la seconda parte della risposta la prego di tenersela per dopo, perché provo un attimo il dibattito. Sentiamo chi c'è al telefono, pronto? Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy. Ospiti. Eccoci. Volevo chiedere ai vostri ospiti se mi raccomando di aiutare questa signora Tamara, perché avete sentito anche voi. Certo. E poi saluto il presidente Palasco, perché è veramente una persona da ammirare. Signora, grazie, mi fa onore e mi imbarazza. È in gambissima, complimenti dottor Palasco. Grazie signora, spero di meritare davvero il suo elogio, ma allora, intanto vediamo se merita l'elogio da parte degli altri due ospiti. Allora, assolutamente quindi, sì. No, vabbè, insomma, permettetemi ovviamente anche una battuta, ogni tanto dobbiamo sdrammatizzare la situazione. Dal vostro punto di vista, siete d'accordo quindi sul fatto che l'impianto legislativo sulla sicurezza del lavoro da una parte ha usato ovviamente delle parole forti, però considera, cioè identifica il lavoratore come un soggetto che è mentalmente passivo, diciamo, da questo punto di vista, e dall'altra poi effettivamente esiste una responsabilità oggettiva costante per il datore di lavoro. E poi magari entreremo nel lato tecnico, giuridico, non è quello il focus. C'è effettivamente la necessità, e su questo è il punto sul quale si deve ragionare, ci si deve incontrare, secondo me si deve costruire, e la normativa negli ultimi 20 anni tenta un approccio di questo tipo. Passare da un approccio, una regolamentazione che chiameremo, alcuni studiosi la chiamano di tipo top down, cioè una legislazione molto da un lato coercitiva ma da un lato unidirezionale, nel senso con delle regole, con delle prescrizioni, ha una gestione, un'organizzazione tanto del lavoro e quindi della sicurezza, perché il lavoro, su questo sì mi sento di poter convenire, deve essere interpretato, deve essere organizzato da chi lo vive, lo conosce nella quotidianità, no?
non da soggetti alieni a questo. Una chiave secondo me può essere, il legislatore ed è un piccolo salto culturale che dobbiamo comunque cercare di fare, è coinvolgere il lavoratore nel trovare la bontà e la praticabilità delle soluzioni, perché tante volte vengono trovate delle soluzioni, vengono trovati anche degli investimenti e diventano poi difficili da tradurre, da applicare nella quotidianità. Quindi se si riesce veramente a trovare una sinergia, un incontro su questo punto che è determinante per le aziende che vogliono continuare a produrre in Italia con degli standard di qualità, sentendo anche il parere, l'opinione di chi poi usufruisce di queste misure, proprio per valorizzare queste competenze, queste conoscenze che ha, questo è lo scalino che non si riesce ancora a fare. Cioè, siamo ancora fermi con questo ostacolo. Io invece devo fermare la trasmissione un attimo, passare la linea alla regia. Prego. Garantito. La parte risposta. Siamo di nuovo in diretta, 0422 162 6798 è il nostro numero. Lo vedete lì in sovraimpressione, continuate a chiamare. Tra l'altro poi c'è anche Simeoni che vuole aggiungere una cosa alla telefonata prima. Io invece volevo sentire il parere di Veclani sull'aspetto relativo appunto a come il sistema legislativo venga sviluppato sostanzialmente da figure che raramente hanno accesso ai luoghi di lavoro e quindi non riescono a portare quella che è l'esperienza vissuta. Intanto mi conferma che è così? Perché io penso, non sono delle idee in parte condivido l'aspetto che esplicitava l'amico Palasco Ivan. Appunto perché ho seguito in modo non intenso, ma il testo unico del 2008, il testo 81 del 2008, la legge che ha sostituito la 626, è una pappardella di 999 pagine, con tutti gli articoli, con tutti i distinguo, chi più ne ha più ne metta. È a tutela del mondo del lavoro, questo è il problema vero da capirci. Sembra fatta da tecnici che fanno i tecnici sulla scrivania, probabilmente. Ha ragione anche, perché indubbiamente ha ragione, la legge tende a difendere e tutelare i lavoratori, però dopo nell'operatività non è così. Sì, diciamo che c'è una tendenza legislativa che va in una direzione strana, no? Perché ormai le aziende produttrici di coltelli devono scrivere attento che taglia, e se te lo passi sul dito, e se non lo scrivono possono anche incorrere in sanzioni e quant'altro. Qui c'è stato uno sviluppo negli anni che è andato molto verso una responsabilità oggettiva di qualsiasi tipo, e mi sembra che non ci stiamo fermando, anzi purtroppo la deriva è sempre più forte. Lì la partita è grossa e non so come. Io leggendo quella legge non dovrei avere degli infortunati sul lavoro, non dovrei avere dei morti sul lavoro, perché cavolo, una legge che è... Ma anche leggendo il codice della strada non dovrebbe esserci mai un incidente nelle nostre strade. E molti incidenti sono in itinere invece, quindi... Allora, vedo che c'è ancora qualcuno al telefono, pronto? Pronto, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Non volevo telefonare, ma mi sono sentita in dovere di dare la mia solidarietà alla signora che ha il babbo morto da 30 anni e chiedo ai suoi ospiti quale differenza siderale ci sia tra noi che siamo il popolo, e per popolo intendo anche gli imprenditori onesti, non solo gli operai, e la rimpatriata che si sta avendo in Svizzera dei ricconi del globo a Davos. Vi chiedo a voi, oltremodo, di essere più precisi e anche più puntuali nei prossimi anni per quanto riguarda l'ambiente, perché se uccidiamo aria, terra ed acqua non ne avremo di che vivere neanche noi. Piena solidarietà alla signora e mi auguro che risolva il suo problema, grazie. Grazie a lei.
Allora, io su Davos insomma dovremmo fare due o tre puntate e lascerei perdere. Comunque, giusto per contestualizzare, Davos è una località svizzera nella quale ogni anno si incontrano i potenti dell'economia mondiale e vanno a discutere di tutta una serie di temi. È anche vero che portarci tutto il popolo a Davos sarebbe un po' complicato, però vabbè, è un'altra partita. Torniamo, anzi avevamo la risposta per la signora Tamara, una considerazione da parte di Simeoni. Che giustamente, insomma, riceve la solidarietà degli ascoltatori, ha toccato tutti noi questo ragionamento. È molto importante sottolineare come per i rapporti sia con l'INAIL in questo caso, sia con l'INPS, in tutte le associazioni sindacali, dei lavoratori, datoriali, in tutte le associazioni sindacali, ci sono degli enti proprio deputati al rapporto fra cittadini e istituzioni che si chiamano patronati, che veramente rispondono a queste necessità. Non è semplice interloquire con l'amministrazione e c'è chi può aiutare chi ne ha di bisogno, chi ne ha veramente di bisogno, quindi dalle associazioni ma soprattutto ai patronati che svolgono anche in maniera attenta e precisa queste cose. Quindi indicheremo. Raccogliamo questo suggerimento, anzi raccoglietelo voi a casa, se avete modo di rivolgervi al patronato sicuramente delle risposte le potete ottenere. Certo. Palasgo, io prima l'ho interrotta nella sua riflessione perché appunto aveva portato dei temi importanti, però non ha ancora finito. Lei si ricorda dove era arrivato? Sì. Più o meno, ma comunque no, io a beneficio dei nostri telespettatori, che so essere numerosissimi, io mi permetterei, se lei mi dà licenza, signor conduttore, di fare un esempio specifico, perché poi sugli esempi è molto più semplice arrivare a capire le cose. Tantissime cose. Allora, premessa: io sono titolare di un'impresa metalmeccanica ed elettrica che si occupa, costruisce e manutenzione impianti industriali complessi. Per fare un esempio, nelle raffinerie dove noi facciamo impianti meccanici, tubazioni, carpenterie, impianti elettrici, alta tensione, eccetera, eccetera. Questo per inquadrare, non per fare marketing per me. Ecco, voi capite che il lavoro mio è pericolosissimo, perché basti pensare che una smerigliatrice, penso che tutti sappiano cos'è una smerigliatrice, no? Col disco da 22 cm di diametro, che uno ce l'ha in mano e che usa per tagliare l'acciaio inox, basta che si giri così col disco in moto e ti taglia un uomo in due pezzi, che nemmeno se ne accorge. Quindi è un lavoro, poi si lavora in quota, eccetera, eccetera. Io per un periodo, a un certo momento, ho scoperto che avevo un dipendente, un operaio in cantiere, faceva uso di stupefacenti in cantiere. Poi chiunque capisce che non è stupefacenti non vanno mai usati, primo, ma soprattutto se uno è in cantiere, va a fare lavori in quota, lavora con l'alta tensione, eccetera, eccetera. Si badi bene, facciamo bene attenzione. Allora, secondo la norma vigente, ribadisco, secondo la norma vigente, io per la legge non ero tenuto, io come titolare, non ero tenuto a sapere che questo soggetto faceva uso di stupefacenti, perché non glielo potevo nemmeno chiedere. Se alle 8 della mattina entrava in cantiere con gli occhi stralunati, mezzo inebetito, io per la privacy, per le altre leggi, non potevo nemmeno chiedere che cos'hai. Non solo, non potevo mandarlo a casa, ti resto te ve casa, no, perché è stalking. Non potevo farlo entrare in cantiere e dire, boh, sta qua, sentete là, non state muovere, perché è stalking, perché è mobbing. Dico, ma riflettiamo su questo. Nelle 999 pagine della legge c'è qualche cavillo che può aiutare Palasgo. Io poi sono venuto a saperlo perché qualche collega me l'ha fatto sapere. Anche qua, non è che una volta che io l'ho saputo,
Potevo andare dal dipendente e dire: tu imbecille, ti stai rovinando la tua salute, la sicurezza sul lavoro, i tuoi colleghi. No, sono venuto a saperlo, ma non dovevo saperlo, sempre per la privacy. Potevo mandarlo dal medico? No, perché era discriminante, perché la legge italiana dice che è discriminante. Perché te me mandi solo me dal dottore? Allora ho dovuto fare un giro ampio, amplissimo, passare dalle visite periodiche, ma anche qua a rischio mio e a rischio del professionista che avevo davanti, perché io non potevo dare informazioni riservatissime su questo lavoro. Cioè, ma ci rendiamo conto di che casino normativo ha costituito questo Stato? Il giorno però, attenzione, e finisco, chiedo scusa, casomai rinuncio a un minuto dopo a favore dei miei colleghi. Ma c'è Emanuele Cencelli, attenzione. Alla fine della fiera, se questo ragazzo disgraziatamente, supponiamo, mi cadeva da un'impalcatura perché in preda ai fumi della cocaina o dell'estasi, non so cosa fosse, si credeva una libellula e mi volava nel vuoto, no? Quello si ammazzava, io ero responsabile civilmente, e ci sta, ero mio dipendente, quindi civilmente ci sta, ma ero responsabile anche penalmente, perché lo avevo mandato a lavorare in condizioni, e questo smentitemi se dico balle, perché la norma dice che l'avevo mandato a fare un lavoro e lui non era nel pieno possesso delle sue è vero o non è vero? Adesso ditemi voi cosa deve fare un imprenditore. Un passaggio. Allora, vi sono insomma dei profili di responsabilità. Il sistema insomma si centra su una responsabilità del datore di lavoro, dell'imprenditore, questo insomma va da sé, proprio rispecchiando anche l'organigramma aziendale, la struttura. Bisogna invece correggere il ragionamento voglio dire, i controlli che si possono fare. C'è una sola precisazione da fare, ma questo è necessario per come è strutturato un po' il Paese. I controlli che si possono fare sia su alcol sia su sostanze stupefacenti non sono, diciamo, pensati e concessi a tutte le professioni. Vi sono determinate professioni, e quelle elencate, ad esempio di lavori in altezza o conduzione di determinate macchine particolari, i soggetti possono essere sottoposti all'interno della sorveglianza del medico aziendale a determinati controlli. Sono dei protocolli, degli accordi Stato-Regione, perché tutto ciò che è sanità è regionalizzato, quindi ci sono delle specifiche regionali. In sintesi, per far capire a tutti come funziona questo percorso, la persona che viene trovata in condizioni di inidoneità, perché è un'inidoneità assoluta quella dell'assunzione di alcol o di stupefacenti, si trova davanti a un bivio, può scegliere se nell'ambito della garanzia del posto del lavoro aderire a un percorso dei CERT, dei centri per le dipendenze, eccetera. Se invece questo tipo di percorso non si sente di dover aderire, di dover seguire, allora vi sono le condizioni. Però lei mi sta già ponendo la situazione nel momento in cui è stata riscontrato la positività alla sostanza stupefacente o l'alcol. Si può controllare mi sembra che Palasgo avesse il problema che stava a monte, cioè come portare alla luce questa si può stato. Portare, diciamo, le strade sono due. Una è quella in qualsiasi momento la visita presso l'ASL per controllare le condizioni di salute del lavoratore in generale, sganciandola dalla mansione, e poi c'è l'aspetto del medico aziendale. Sono degli aspetti delicati, è vero, gli strumenti ci sono per un semplice motivo, perché vi è un'incidenza che noi non pensiamo, ma è molto alta. Percentuale quindi circa? Nel nostro paese si ragiona sul 10-15%, in altri paesi si va anche più su, ma non è un fenomeno da sottovalutare. Ok. Regia, non ho capito se è acceso il telefono o la... Sì, ok, perfetto. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Roberto, sono un agricoltore. Buongiorno Roberto. Appunto,
dire che sono favorevole con quel signore che ha parlato prima, che non mi ricordo il nome. Ce ne sono tre, c'è Palasgo. L'imprenditore che ha appena Palasgo, parlato. ok. Ha avuto problemi anche lei del tipo sulla sicurezza del lavoro. Sì. Niente, volevo dire la mia opinione a favore di questo, che le sicurezze sul lavoro le dovrebbero fare proprio chi opera in qualsiasi ambito, in qualsiasi settore. Proprio stamattina con un tecnico stavo lavorando e facendo manutenzione su un carro miscelatore, io sono un agricoltore, e questo mi faceva notare: ma perché non c'è questo pezzo, perché non hai messo questo pezzo? Io ho fatto notare che se io voglio usare la macchina come me la danno con le normative c'è, a volte diventa più pericolosa che non usarla normalmente, e questo bisognerebbe verificarlo per farvelo capire. Comunque bisogna che chi fa le normative di sicurezza entrino nelle strutture, nei metalmeccanici, negli agricoltori, in qualsiasi settore, e farsi consigliare da chi opera veramente nelle macchine. Un'altra cosa volevo dire, per quel che mi riguarda, ho notato, ho 56 anni, e molto spesso succede quando uno è troppo stanco. Questo non fa testo sul dipendente, perché il dipendente fa 8 ore e poi se ne lava e va a casa. L'imprenditore invece a volte inizia a lavorare alle 6 di mattino, alle 11 di sera sta ancora lavorando. Sono d'accordo. Allora, Roberto, la ringraziamo perché dobbiamo passare la linea alla regia. Vorrei però il contributo dei miei ospiti quando rientriamo dalla pubblicità. Dalle telefonate e ovviamente anche dai contributi in studio mi sembra di capire che insomma, la sicurezza del lavoro ovviamente è fondamentale, e però come al solito poi in Italia realizzare delle leggi funzionali è sempre molto difficile. C'è da dire una cosa, è vero che avere il contributo di chi vive i cantieri aiuta. È anche vero che però noi non possiamo fare delle leggi talmente verticali che vadano veramente a differenziarsi a seconda del tipo di lavoro che viene svolto nel dettaglio, perché a quel punto altro che 999 pagine, ce ne vogliono 9999. Secondo me in questo momento abbiamo un sistema legislativo che non è applicabile, forse anche perché poi ci sono dei presupposti che portano la responsabilità oggettiva costantemente in questo caso sull'imprenditore o altro, però non penso sia assolutamente facile. Della telefonata di prima mi aveva colpito l'affermazione perché l'imprenditore lavora di più e il dipendente di meno. Allora, sicuramente l'imprenditore può avere una componente mentale anche che lo coinvolge di più. È anche vero che ci sono una marea di lavori per cui finite le 8 ore il lavoratore è molto stanco, per cui insomma non andrei a fare un ragionamento di questo tipo. Ma inoltre, se posso, non possiamo dimenticarci del conflitto di interessi. Come tutte le cose, un imprenditore che si fa il piano di sicurezza, che si fa una legislazione a misura di imprenditore, insomma mi sembra che sia, non voglio, per l'amor di Dio non voglio mica snaturare il dibattito, però ci sono queste cose, quindi bisogna tenerne conto, il legislatore appunto ha ragione in questo senso, è un super parte che poi giustamente è un tecnico che sforna a dismisura cose che non si adattano al tessuto sociale, alla fabbrica, all'imprenditore, al lavoratore, questo posso concordare. Ecco. Pronto? Ha messo giù. Volevo tornare, se è possibile, sugli spunti che ci dava l'agricoltore. Mi ha colpito questo ragionamento della stanchezza, perché le statistiche ci dicono come sia proprio a volte una defezione di natura. Conta di più la stanchezza o la disattenzione? Si può parlare di una sorta a volte anche di alienazione, di un'identità, di un'attività che diventa quasi rutinaria, stacca da quello stare sul pezzo, come si suole dire.
E per quanto riguarda poi il discorso della stanchezza, tutti, soprattutto in questo periodo di crisi, anche per conservare un posto di lavoro, stanno dando molto di se stessi, anche con una riduzione del personale. A volte adesso si viene chiamati anche a fare degli straordinari. È ripeto, una fatica fisica, ma anche tante volte una fatica mentale, di un lavoro che forse non dà degli spunti per tenere alta l'attenzione. L'ultimo passaggio e poi il divario che ancora c'è fra la legislazione e l'applicazione necessaria è quella di passare a delle procedure, cioè vi sono molti documenti nelle aziende, sentivo parlava anche l'agricoltore prima, con la lista dei problemi e la lista delle soluzioni. Bisogna riuscire a trovare delle procedure semplici, sentivo anche durante la pausa che parlava l'imprenditore proprio di procedure semplici e condivise, che sono la fine di un percorso, per dare anche delle indicazioni operative a chi lavora. A volte si guarda più all'incartamento rispetto a anche delle illustrazioni, delle linee che siano poco equivocabili. Pensiamo anche a volte al problema dei lavoratori migranti, che devono avere una semplicità, un'immediatezza nel comprendere le indicazioni. Quindi migliorare anche la comunicazione. Diciamo così, le direttive, sì. Allora, sentiamo la telefonata e poi il contributo di Palasgo. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Parla Maria da Paese. Buongiorno Devo Maria. dire una cosa, io 30 anni fa è morto un mio cognato in una ditta che lavorava a una ditta di impresa, diciamo, e poi quando hanno fatto l'indagine era venuto su che il titolare aveva detto che lui non aveva mandato nessuno su per la gru, invece un ragazzo di 18 anni non va su se non viene mandato. E poi il fatto più grosso è successo circa 19 anni fa, quando mio figlio sulla stessa ditta gli sono cadute 300 kg sulle gambe, e per fortuna è andata tutto bene, ha avuto 3 anni prima di riprendersi, però è andata bene, però nessuno dei titolari, se non eccetto uno, è venuto a trovarlo all'ospedale, è un suo amico che era un geometra là nel cantiere. Poi volevo dire bene dell'INPS, perché, cioè dell'INAI, quando siamo andati a fare la visita c'era il responsabile che l'ha trattato con una maniera delicata. Io devo dire proprio che è stato molto bravo a darle serenità e darle serenità per continuare il lavoro, e devo dire proprio che c'è gente che funziona, insomma, non si può dire tutto male, però alle volte anche gli imprenditori, io sono d'accordo anche con il dottor Palazzolo là, che lui dice che bisogna andare a lavorare bene, essere pronti, e anche condivido quello che lui ha detto dal punto di vista dell'imprenditoria. Bene, allora grazie. Insomma, io penso che affinché un'impresa funzioni è importante che ci sia un rapporto anche che vada al di là dell'aspetto professionale, che siano, come dire, dei rapporti umani che leghino in maniera diversa, non solo appunto rispetto al mondo del lavoro, le varie parti. Devo anche dire, e mi sembra di poter affermare, che in Veneto ci sia un contesto nel quale il rapporto tra la forza lavoro e la proprietà sia molto più stretto rispetto alla media nazionale. Ma guardi, sempre parlando per esperienza personale, fermo restando che la madre degli imbecilli purtroppo è sempre incinta, quindi cioè, fra gli operai, fra gli imprenditori, fra i politici, c'è l'imbecille, lo trovi sempre, si troverà sempre purtroppo, così come le persone per bene le trovi dappertutto, fino anche in Parlamento, anche là ci sono molte persone per bene. Strano a dirsi, no? Strano a dirsi, però, però che poi dopo siano neutralizzate
dai delinquenti, questa è un'altra cosa, ma ciò non toglie che in Parlamento siano tutti delinquenti, assolutamente no. Anzi la stragrande maggioranza sono persone per bene. Io posso parlare, io purtroppo ho avuto tecnicamente un morto sul lavoro, un mio saldatore è morto purtroppo 5-6 anni fa, tecnicamente è morto sul lavoro, in realtà è morto in itinere, perché per strada è andato a sbattere contro un'altra macchina, ha avuto un incidente e è morto. Allora, sempre riallacciandomi a quello che dice la signora dei rapporti, nella mia impresa siamo tutti una famiglia. Cioè, io mi ricordo che quando mi hanno telefonato la mattina presto, mi stavo preparando per uscire, ed è sto fatto qua, siccome Carlo per me era come un fratello, mio dipendente, perché era, prima di me era dipendente di mio padre, quindi siamo cresciuti assieme, io sono rimasto sconvolto. Io sono andato all'ospedale, ho aspettato davanti la rianimazione, ho parlato con i medici io, è venuta la moglie, i figli, li ho assistiti e non è certo elegante a dirlo, però purtroppo ho accompagnato la moglie a vedere la salma. Perché quello che io consideravo come un fratello, quindi il dolore ve lo lascio immaginare, e questo è il rapporto che io ho con i miei dipendenti, dove si conosce la moglie che problemi ha, i figli che problemi hanno. Poi tra l'altro c'è stato, adesso non sto a spiegare perché abbiamo pochi secondi, ma poi la famiglia ha avuto, sembrava che avesse dei problemi per avere la liquidazione dell'assicurazione, perché l'assicurazione della controparte contestava, adesso la faccio breve, gli ho dato il mio avvocato, insomma li abbiamo assistiti, per cui questo è il rapporto che secondo me deve esserci, ma non perché io sono bello, sono bravo, sono figo, assolutamente no, credo che dovrebbe essere la normalità nei rapporti fra le persone, dovrebbe essere sempre così. Sì, c'è da dire che dipende anche dalle dimensioni dell'azienda, perché se un'azienda ha 3.000 dipendenti è un po' dura. Certo. Il tessuto produttivo che viviamo, che conosciamo, insomma il Veneto e il Nord-Est, sappiamo come il 95% delle imprese abbia delle dimensioni sotto i 10 dipendenti, quindi c'è questo clima. Ci sono però anche delle situazioni come quello che ci descriveva l'ascoltatrice, di persone che probabilmente non sono adatte a guidare gli altri, a intraprendere un'attività. Quello che mi tocca è vedere come però ancora a distanza di molti anni queste situazioni, questi avvenimenti segnino. Una cosa, mi rilanciava la riflessione il rappresentante dell'API, il discorso della strada. Tante volte si dice infortuni sul lavoro, dobbiamo andare a capire come la metà degli eventi avvenga per la strada, o andando o tornando dal lavoro o lavorando, perché molte persone lavorando guidano. Volevo fare una domanda tecnica. Il camionista che è in A4, certo. Stiamo vivendo una situazione nel nord-est che è una qualcosa di allucinante, ne parlavo ieri al telefono con un mio amico, cioè noi abbiamo un'autostrada che è fondamentale per collegare mezza Europa. Esatto. Che si sono svegliati 2 anni fa perché ci sono stati incidenti grossi e allora hanno fatto la terza corsia. Quello è l'esempio tipico dell'infortunio sul lavoro. Questo rientra nelle 1000 rotte vittime? Un infortunio sul lavoro, e stiamo parlando, se il camionista stava lavorando, di un infortunio sul lavoro vero e proprio, l'autista, il rappresentante, ma anche semplicemente, come ci descriveva prima il collega, l'operaio che va da un cantiere a un altro cantiere. Quanto incide la morte stradale? La morte stradale nel complesso è il 50%, fra persone che vanno e tornano dal lavoro e persone che effettivamente, non negli infortuni in generale, ma negli infortuni mortali ha un'incidenza del 50%, ed è il ragionamento che faceva qualcuno prima della stanchezza, perché a volte, soprattutto all'epilogo del lavoro, la persona è stanca, in generale le condizioni stradali lei stesso ce le descriveva, quindi anche questo è un fenomeno sul quale è anche molto difficile agire, perché fuori da un contesto come quello aziendale diventa difficile poi. Sì, anche se allora
ultimo passaggio con la regia e poi magari facciamo anche un flash su questo tema. Sempre. Ed eccoci all'ultima parte, tra l'altro, che durerà pochissimo perché alle 2 ci salutiamo e noi dobbiamo lasciare ovviamente un messaggio positivo. Abbiamo iniziato un messaggio veramente negativo, purtroppo condoglianze alla famiglia di quella persona deceduta questa mattina ad Ossona. Soluzioni, miglioramento, abbassamento di tutti questi tassi. Quali soluzioni? Allora, abbiamo capito che da parte normativa si lavora tanto, formativa, scuole, cosa si può fare? Scuole. Noi come AMNIL promuoviamo, tra l'altro c'è un accordo MIUR-AMNIL, un protocollo d'intesa per divulgare la sicurezza negli ambienti, la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Nelle scuole dove nasce i nuovi futuri lavoratori, e la nostra rappresentazione del nostro vissuto del mondo del lavoro trova riscontro positivo, nel senso che c'è un accoglimento e un'attenzione che non erano previsti. Io pensavo che ci fosse una disattenzione, invece colgo con piacere che le giovani generazioni stanno attente a queste testimonianze, le vivono in prima persona, perché appunto hanno dei familiari che hanno vissuto in qualche modo, il zio, il nonno o chi per essi, accadimenti di infortuni sul lavoro. Mi ha fatto impressione l'altro giorno, fatalità, forse addirittura ieri, ero su Facebook e mi è comparso un video che mostrava la caduta da 10 metri di un bullone di queste dimensioni su un'anguria. E poi hanno messo il casco all'anguria. Delle volte ci sono delle soluzioni per trasmettere anche i messaggi che possono sembrare molto banali, ma sono anche forse quelle più efficaci, perché ti fanno vedere la causa-effetto. Mi collego un istante e ringrazio per la trasmissione, che credo sia stata molto utile, spero si torni su questi temi. Anche la leva della formazione è straordinaria, come ha detto lei in questo momento, anche con delle modalità alternative, cercando di coinvolgere al massimo i lavoratori. Siamo reduci da un'esperienza proprio fatta con l'INAIL, prima l'ascoltatrice di prima faceva un encomio all'ente, nella quale addirittura si cerca di fare una sorta di teatro con i lavoratori per capire i problemi, fare anche delle autocritiche, fare delle proposte, semplicemente fare ragionare le persone in maniera compiuta. Questo è, la leva della formazione può portare dei miglioramenti partendo dalla scuola, perché se si vuole fare cultura è la scuola che rende poi quotidiano un approccio, una sensibilità. Allora, dato per scontato che ovviamente stiamo parlando di imprenditori virtuosi, perché altrimenti già partiamo da... Saremo altro. Relativamente agli imprenditori virtuosi, l'aspetto della formazione per i dipendenti come la vedono? Assolutamente fondamentale, purché sia fatta che serva, su questioni che servono, non come molta formazione che vedo fare oggi, che serve solo a ingrassare chi fa la formazione, non chi la riceve. Comunque due titoli, siccome che siamo proprio in chiusura, abbiamo 30 secondi. Due titoli. Allora, primo, come ho detto prima, che la normativa venga scritta in collaborazione, non sentiti e poi fa quello, no, in collaborazione con chi nei cantieri ci è nato e ci vive e conosce i problemi reali. E poi non abbiamo toccato, però do solo il titolo, l'aspetto economico. Tu non puoi far lavorare un'impresa strozzata coi prezzi, l'impresa deve avere la sua giusta remunerazione, giusta, non deve rubare, giusta remunerazione, perché l'imprenditore è sereno, può far lavorare in modo sereno il suo dipendente, il dipendente non corre, può essere qualificato e non serve che sia manodopera a basso costo, come ahimè importiamo continuamente, prevalentemente dall'est in questo periodo. È poco formata. Bene signori, grazie, grazie a tutti e tre, è stato veramente un piacere. Grazie a voi. Speriamo di avervi dato qualche spunto a voi a casa che ci seguite. Mi raccomando, attenti quando siete in luoghi di lavoro.